Polloni, alza la testa, vuole andare al centro ancora dal compagno, palla buona per Scerrati che carica il destro! Aspetta molto bassa in questo momento il Funus, l'iniziativa degli avversari. La palla diventa qui buona per Esposito, in mezzo a due, prova a girarsi e passare. Esposito con il destro, rimane a terra Esposito, c'è un fischio da parte del direttore di gara, vediamo cosa decide. Cesaro contro Blasi, parte il numero 7, potente! Blasi intuisce ma non trattiene, vantaggio della Pisana con Cesaro, 1-0. A mettere alle spalle dell'estremo difensore avversario, brivido per la Pisana, brivido per Giorgi, siamo già dall'altra parte con Scerrati, uno sguardo al centro, dall'altra parte per Cesaro con la testa, miracolo di Blasi. Continuare l'arbitro non ha fischiato, si può giocare, Moggiani va dentro a cercare Zigrossi che prova la girata, palla alta. Ancora Pisana però, Scerrati, spazio per salire, anche per tirare, prova il destro, Blasi la mette in calcio d'angolo. Confusione sulle nostre liste, qui pallone in verticale. Deve girarsi Cesaro che appoggia lateralmente per un compagno, un fischio da parte del direttore di gara per una spinta proprio sul numero 7, giocatore del Funus che vanno a coprire il punto di battuta. Zigrossi va a coprire lo scarico per Scerrati, parte Cesaro e la incastra sotto il 7, doppietta di Cesaro per il 2-0 della Pisana che muove il secondo passo verso la Serie A. L'angolo per il Funus che prova a reagire al secondo gol. Moggiani va sul secondo palo a cercare Ciccio Riccio che accorcia subito le distanze, un secondo tempo fantastico, partita che si infiamma. Esce ad arrivare sulla sfera e Salvati la spinta qui su Zigrossi da parte di Pacetti. Scerrati, vediamo chi sarà a batterlo, parte Moggiani con il mancino, la palla filtra, il pareggio del Funus con Moggiani da calcio di punizione, partita meravigliosa, ristabilita la parità al Ciriaci, 2-2. 4 dei quali sono già stati presi dal Fitness Club. Però seguiamo l'azione di Piccolo che va con il destro, il nuovo vantaggio della Pisana, entrano tutti in campo, tutti ad abbracciare il numero 10, 3-2, si riporta in vantaggio la Pisana. Moggiani la controlla, aveva con la punta, super occasione per il numero 3. Punto, parte Cipolloni con il destro al giro, palla che si infrange sul palo. Lungo dalle parti di Ciccio Riccio, stacca più alto di lui Piccolo, 2 contro 1, geniale il tocco per Scerrati che si libera di Salvati, finisce a terra, vediamo se c'è calcio di rigore, vedere se l'intervento di Salvati era in area di rigore o meno. C'è un giallo poi proprio per Salvati e probabilmente sarà calcio di punizione sulla battuta. 4 invece in barriera per il Funus, posizionati da Salvati, vediamo chi va. Parte Piccolo con il destro, la palla filtra e Piccolo fa 2 gol e chiude la partita al Ciriaci. Messa per Salvati che va alla gittata lunga dalle parti di Fabrizio che è rimasto molto alto con il petto il numero 13. Troccoli non trattiene, Moggiani prova la conclusione, gamba alta. Arriva il fischio del direttore di gara, il tocco per Fabrizio che va con il destro, accorcia le distanze il numero 13, 4-3 nel finale del Funus. Scampoli di partita, Piccolo gira dall'altra parte per Troccoli, ma non c'è più tempo, esultano tutti dalla panchina della Pisana perché è Serie A, la Pisana va ad aggiungersi alle altre 4 squadre che hanno già avuto accesso alla Serie A. L'anno prossimo la vedremo a lottare nella terra delle grandi. Tanto grazie per i complimenti, sapevamo che comunque anche se abbiamo vinto 3 vittorie su 3 con loro tra campionato e prelega, sapevamo che comunque una partita secca è una partita secca e il 100% era scontato che tra tutte e 2 le squadre lo davano e quindi ci siamo trovati ad affrontare una partita diversa da quelle 3 che avevamo già affrontato. È andata bene, comunque loro sapevamo comunque organizzati e precisi nei passaggi e in tutto il resto, ma oggi noi anche se non abbiamo fatto una partita perfetta, ma alla fine il risultato è venuto, quindi Serie A. Intanto inizio per fare complimenti alla Pisana che è una squadra comunque forte e gioca bene. Noi siamo partiti un po' a contratti, forse proprio per fatto dobbiamo fare il risultato a tutti i costi, vincendo e siamo andati sotto. L'abbiamo recuperata molto bene, siamo stati in partita fino all'ultimo, poi forse un po' di frenesia nel segnare immediatamente, secondo me su 2-2 chi segnava prima avrebbe vinto la partita. Hanno segnato loro, comunque loro hanno Cesaro che è forte e Roberto in mezzo al campo pure è un bel giocatore, quindi chi segnava prima avrebbe vinto, hanno segnato loro, bravi loro. Hanno anche meritato comunque la Serie A perché chi fa 16 vittorie e un pareggio e una sconfitta merita la Serie A comunque a prescindere da tutto.